L'Akragas Calcio, dopo la vittoria in casa all'Esseneto 3-0 domenica scorsa, adesso ha vinto in trasferta a Favara allo stadio Giovanni Brucoleri contro la Pro Favara 5-2 e ha superato il primo turno accedendo al secondo della Coppa Italia d'Eccellenza. Le reti Vitelli Akragas, De Luca Pro Favara e Caccetta Akragas 2-1 al primo tempo. Poi Mansour, Barrera e ancora Vitelli per l'Akragas e Dembélé Pro Favara 5-2. Il servizio di Rino Pitanza. Cipolla, mezz'ora esatta. Si qualifica l'Akragas al secondo turno di Coppa Italia, battendo ancora e stavolta in trasferta una Pro Favara inconsistente, almeno quella vista in questo inizio di stagione. La squadra di mister Terranova si è imposta per 5-2 dopo aver ipotecato il passaggio con il 3-0 dell'andata, e se la qualificazione per i biancoazzurri agrigentini era già nel cassetto, non ci si aspettava certo la prestazione a volte disarmante fornita dalla squadra favarese al cospetto di un pubblico che ha affollato il Brucoleri e che era venuto a vedere almeno una reazione di orgoglio di chi indossa la maglia del cuore. Se da un lato l'Akragas ha fatto la sua di gara, frenando l'iniziale voglia di riscatto della Pro Favara, dall'altro lato i favaresi non sono stati in grado di fornire una prestazione convincente, se non magari nel primo quarto d'ora della partita. Nelle parole del direttore sportivo Longo per la Pro Favara e di mister Terranova per l'Akragas, le posizioni delle due squadre, con gli agrigentini che hanno cominciato alla grande la stagione e la Pro Favara che avrà molto ma molto da lavorare. Direttore, quanto può aver influito il nome dell'avversario per un discorso ambientale, sia all'andata che al ritorno? Cioè, abbiamo visto i tifosi, il pubblico, insomma, lamentarsi con la squadra e forse ne hanno ben ragione. Se magari al posto dell'Akragas ci fosse stata qualche altra squadra, magari sarebbe andata diversamente, per cercare un po' il bicchiere mezzo pieno. No, i tifosi, cosa gli possiamo dire ai tifosi? Se avessimo perso la partita anche contro una squadra meno blasonata dell'Akragas sarebbe stata la stessa cosa, perché è stato mortificante. Lasciamo stare l'Akragas, perché l'Akragas è una città, è una provincia, è chiaro che ha più responsabilità verso la propria città, e quindi quando giochiamo contro l'Akragas non pensiamo di giocare contro una squadra che invece magari cerca di salvarsi oppure di fare un buon campionato. L'Akragas cerca sempre di vincere. E oggi abbiamo visto una squadra che è, però quello che io non riesco a capire è com'è possibile che una squadra così, che ti gioca un precampionato importante, che ti fa delle cose che lascia ben sperare, e poi ci riduciamo così. E sapete quando c'è un male che non si riesce a capire da dove arriva? E in questo momento è così. Abbiamo chiesto alla squadra di approcciare bene la gara per evitare l'apertura del passaggio del turno con un gol immediato del Favara, perché poi alla fine il tema, diciamo, era quello. Da parte loro cercare di fare subito gol, un risultato che all'andata ci ha visti vincere. I ragazzi sono stati bravi ad approcciare, l'atteggiamento è stato quello giusto, poi fatto il primo gol, diciamo che l'interesse della gara è scemato, però mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, mi è piaciuto la disponibilità che hanno dato ad affrontare una partita come se fosse una partita di campionato.